Che partita e che gioia all'Esseneto dopo l'Eurogol del giovane Pezzella. Ieri la contestata l'Acragas dei giovanissimi, è stata invece strepitosa, con la squadra formata da veri giganti leoni. Strepitosa la squadra e stupendo Pasquale Pane, l'eroe del giorno dopo quel rigore parato che l'arbitro, protagonista assoluto dell'incontro, aveva assegnato al Catania. Di fronte all'Acragas di ieri, la corazzata allenata da Pino Rigoli è letteralmente sparita e il primo ad essere incredulo è stato lo stesso Rigoli che in sala stampa si è giustificato dicendo che non si aspettava il risultato finale. Ad Agrigento, invece, la città che ama l'Acragas si aspettava una prova del genere da parte dei giovani giganti, confermando che con l'Acragas il Catania difficilmente potrà fare festa. Non sarà facile dimenticare infatti l'andata con Zanini all'ultimo secondo e non sarà facile per i catanesi scordare l'impresa di ieri, giunta anch'essa in pieno recupero, con una parata di Pane che ha spento gli entusiasmi di chi già aveva aggiunto i 3 punti nella classifica del Catania, perché i rosso-azzurri la partita l'avevano vinta prima di cominciare. Nella tarda mattinata di oggi, intanto, con un comunicato di poche righe, il Catania Calcio ha comunicato la decisione di liquidare il rapporto con il proprio allenatore Pino Rigoli dopo la pesante sconfitta subita all'Esseneto. La società esprime rammarico per la decisione che arriva a metà stagione con il Catania proiettato in avanti ma frenato bruscamente da una squadra fatta di giovanissimi che, incontrando ieri all'Esseneto la corazzata rossazzurra, hanno dato l'anima, dimostrando un grande carattere e facendo impazzire di gioia i sostenitori, molti dei quali non hanno saputo nascondere l'emozione, come quel giovane piangente la cui foto sta facendo il giro del social. Il Catania Calcio ha aspettato giusto il tempo di far rientro a casa per annunciare la fine del legame con Pino Rigoli, che ieri era stato bombardato dalle critiche dei tifosi catanesi e oggi dai commenti della stampa. Tra tutti è emblematico il titolo di copertina del quotidiano catanese La Sicilia: Catania colpito e affondato. Il giornale dedica al derby con l'Acragas ben 5 pagine. Dopo la grande prestazione si complimenta con i giovani biancoazzurri il dirigente e accompagnatore Biagio Nigrelli, il quale si augura che la vittoria possa ricompattare l'ambiente agrigentino. Tutti quanti dobbiamo lottare, scrive Biagio Nigrelli, per conquistare la salvezza. Una vittoria importante che dà autostima e da 3 punti che sono in questa fase di campionato di notevole importanza. Sono contento per i ragazzi, nel merito tutto loro, vi faccio i complimenti e questa vittoria magari vorrei dedicarla a questo gruppo di staff che ho, che lavora anche dietro le quinte e si merita questo momento di questa gioia, questa soddisfazione. Non mi aspettavo questo tipo di risultato per come avevamo lavorato durante la settimana, in questi 4 giorni che abbiamo preparato la partita. Direi che siamo partiti bene, abbiamo trovato il gol sul calcio di rigore netto e lì forse questo gol è arrivato presto, ci siamo un po' appagati e non siamo stati determinati come lo siamo stati nei primi 15-20 minuti. Ho cercato di fare gol, per fortuna l'ho fatto.